Il gesto dimostrativo è semplice, tutti si intendono in dovere di dirci quello che dobbiamo fare con le navi in Sardegna. Ieri ho letto quella dichiarazione di Onorato, dove sembra lui il padrone della Sardegna, su queste cose qua. Noi le navi della Tirrenia come sardi le abbiamo pagate 30 volte, non una sola volta, le riteniamo che sono di nostra proprietà. Il cappellaccio ha detto quella stronzata, scusa se ti dico stronzata, dell'affitto sui 3 mesi, e gli altri 9 mesi cosa facciamo? Gli altri 9 mesi noi dovremmo per forza di cose pagare noi sardi tutto questo. Io sono per proporre una compagnia d'azionariato popolare dove i sardi al massimo possono acquistare 5.000 euro di azioni e li rimane nostro. Se guadagniamo ripagheremo noi i nostri debiti, però potremo viaggiare a prezzi bassi, per cui nessuno potrà mandare il mascalzone latino in giro per il mondo, sprecare milioni di euro sulle nostre spalle, tutto qua. Noi ci continuiamo a rimanere qui a bordo, sì, quando qualcuno dovrà prendere in considerazione vera e reale queste cose.